Allora, rieccoci insieme. Allora, abbiamo capito qual è la situazione, abbastanza complessa, non semplice da risolvere nell'area del Bellunese, con numeri importanti, con Maria Rita Gentilini. Invece Paolo Righetti, possiamo commentare, può commentare quanto ha detto appunto la segretaria, soprattutto per quel che riguarda i lavoratori delle strutture, perché sembra che tra l'altro per trovare un ricambio di lavoratori un po' in generale non sia così semplice, perché ci vogliono competenze, ci vuole formazione, ancor più preparazione adesso e grande disponibilità. Sì, innanzitutto bisogna dire che siamo ancora dentro una piena emergenza per quanto riguarda le case di riposo. Diciamo che è una priorità nelle priorità, un'emergenza prioritaria nell'emergenza complessiva per quello che si sta determinando in termini di diffusione del contagio e di danni che si producono poi sulla salute sia dei pazienti sia degli operatori. Che siamo intervenuti, anzi che si è intervenuti in grande ritardo, nonostante noi come organizzazioni sindacali da più settimane, fin dall'inizio, da febbraio, avessimo denunciato i rischi che c'erano in queste strutture per le loro caratteristiche insite nell'organizzazione dell'attività e con un ascolto molto limitato, se non del tutto assente. Io voglio ricordare che all'inizio c'era un rimpallo di responsabilità, la Regione diceva che non aveva titolarità di intervenire perché sono strutture enti autonomi, le direzioni delle case di riposo dicevano che non erano in grado di gestire la situazione e noi pensiamo che deve esserci un governo del sistema sanitario, sociosanitario veneto e delle USL a livello territoriale di questa situazione. Tutte le cose che ha già detto Rita e che si stanno dicendo in parte facendo in questi giorni, ripeto, con estremo ritardo, e questo ha causato danni veramente inaccettabili, sia sui pazienti sia sugli operatori, devono essere fatte tempestivamente, urgentemente, nella maniera migliore possibile. Non a caso noi stiamo continuando a sollecitare la Regione e l'assessore Lanzarin all'attivazione di un tavolo tecnico regionale che ci è stato promesso ancora 10 giorni fa e che fino ad oggi non era ancora stato convocato. Oggi ci sarà un primo incontro per definire il percorso di un confronto che coinvolga anche le parti sociali che rappresentano sia i pazienti delle case di riposo sia gli operatori che ci operano. Le cose non vanno bene, non stanno andando ancora bene. Cioè, quali Non sono le tutti criticità principali che voi riscontrate un po' a livello... non tutti hanno ancora i dispositivi di protezione individuale, non tutti hanno Cioè, non quelli ma se le adeguati. mascherine dicono che ci sono, com'è possibile che... Ci sono, ma ce n'è un bisogno continuo, giornaliero. Uno non può tenersi la mascherina per 4 giorni perché No, non ha infatti. ricambio. Ma dopo soprattutto mancano quelle adeguate. Chi ha contatto con un paziente positivo non può bastare la mascherina chirurgica, ci vogliono gli FP2 e gli FP3. Eh sì. Non c'è ancora un piano organico perché la Regione ha disposto prima la valutazione del rischio, ma qua intanto la gente si ammala e i pazienti muoiono. No, per cui il piano organico andava fatto subito e noi continuiamo a dire che va fatto subito, che è quello dei tamponi a tutti, e lì abbiamo assistito a una sorta di retromarcia in questi giorni, da tamponi a tutti si è passati una parte, si fa l'accertamento sierologico, che non è la stessa cosa, non ha la stessa efficacia e non dà le stesse certezze. Certo ci sono dei problemi oggettivi perché si sa che cominciano a scarseggiare i materiali, i tamponi, i reagenti, anche dal punto di vista dell'esito dei tamponi, che è un tema estremamente determinante, rilevante, perché se arriva all'esito dopo 6-7 giorni è chiaro che nel frattempo uno Ha che è contaminato, contagiato ha sì. contagiato tutti gli Sì. altri, insomma, per cui c'è un problema di laboratori. Adesso insomma si sta cercando di intervenire. Purtroppo da una parte si è intervenuti in ritardo, dall'altra non c'è ancora un piano organico, anche e soprattutto per l'ultima parte che Rita richiamava prima, cioè l'organizzazione della gestione dei pazienti, di quelli che risultano positivi e di come vengono separati dagli altri, se è perché non tutte le strutture hanno
fisicamente la possibilità di creare spazi separati, allora per cui bisogna immaginare una struttura dedicata a livello provinciale o qualche altra soluzione. E poi c'è il tema degli operatori che scarseggiano sempre di più perché erano già carenti prima, in più molti si sono ammalati, hanno dovuto essere in isolamento o in quarantena, qualcuno ha risposto ai bandi per le strutture sanitarie, per cui si è creata un'accentuazione della carenza che c'era già prima. E noi abbiamo sollecitato la velocizzazione di tutte le procedure per le nuove assunzioni, la Regione ha detto che accelererà l'iter per i 400 nuovi operatori sociosanitari, però se questo avviene fra un mese, nel frattempo i danni sì, si verificano. Ecco, assolutamente. cui, insomma, sulle case di riposo noi ci attendiamo la convocazione urgente del tavolo regionale, ma non perché servono i tavoli, ma per mettere insieme tutte le cose che servono, indispensabili, e dare poi l'indicazione operativa e una procedura omogenea che valga per tutte le case di riposo del Veneto e per tutti i territori, che sia un riferimento certo di che cosa bisogna fare e di che cosa non bisogna fare. Assolutamente. Tra l'altro, pensando anche in proiezione, perché questa cosa poi si attenuerà, eccetera, però resterà sempre latente il rischio fino a che non si trova il vaccino o comunque una cura idonea. La visita dei parenti sarà sempre un mettere in grande pericolo gli ospiti delle strutture, parenti che vengono dal di fuori. Questo resterà il problema, il nodo cruciale. Questo è uno dei problemi, dei tantissimi problemi che riguardano le case di riposo, riguardano le strutture sanitarie, ma riguardano anche le strutture produttive, le attività commerciali, rispetto alle quali bisognerà ragionare su modalità, almeno per un tempo molto lungo, anche dopo l'uscita dell'emergenza esatto. piena, diverse da quelle che eravamo abituati in passato, certo. dove le modalità e le procedure di precauzione devono essere una priorità nella ripresa delle attività complessive in tutti gli ambiti, in tutti i livelli, perché per molto tempo dovremmo fare in modo diverso a come era precedentemente. Insomma. Assolutamente. Questo per quanto riguarda appunto le strutture delle case di riposo. C'è differenza tra quelle pubbliche e quelle private? Ci sono delle diversità che avete riscontrato? Oppure sostanzialmente è omogenea la situazione? Ma è omogenea purtroppo in negativo, diciamo, però in quelle pubbliche dove c'è rappresentanza sindacale le cose almeno emergono, almeno vengono denunciate, almeno vengono sollecitate. Nelle realtà più private, diciamo quelle che non sono IPAB, che non sono fondazioni, abbiamo meno conoscenza, anche perché abbiamo meno rappresentanza, e per cui immaginiamo che possa esserci una situazione magari migliore, ma forse anche peggiore, cioè bisogna... Certo. Sì, sentivo che voleva intervenire a questo proposito la segretaria Manerita Gentilini, deve aggiungere qualcosa a questo riguardo? Dunque, a questo riguardo volevo dire invece, per quanto riguardava invece il campionamento, sì. e così noi abbiamo chiesto che una delle cose principali è all'inizio di questa criticità che venissero sottoposti a tampone tutti quanti gli ospiti e tutti quanti il personale. È ovvio che ci sono state anche delle difficoltà nel reperire reagenti, nel reperire, diciamo, e poi anche il numero di tamponi che devono essere stati così processati. Quello che però volevo dirvi, l'ULSS la settimana scorsa ha cominciato a programmare la casa di riposo per casa di riposo, il campionamento. Ha fatto il campionamento a tamponi fino adesso e per quanto riguarda i dipendenti, 1150 dipendenti sono stati sottoposti al test, mentre
gli ospiti erano inferiori ai 200, questo è un dato di lunedì, dunque di questa settimana. Dunque molto pochi sono stati gli ospiti controllati. Ora, come diceva giustamente Paolo, stanno procedendo con un altro sistema, il sistema del sierologico, di test, di screening, che si basa appunto sulla ricerca delle immunoglobuline per capire se uno è stato contagiato, se ha il contagio quasi in atto, se il contagio è stato precedente, diciamo, certo. Sì, è remoto oppure recente, ecco questo. Stanno facendo questo per poter poi fare il tampone esclusivamente su quella persona che ha dato già delle dei segnali, che ha dato una semipositività. Da una parte velocizzare, visto appunto il numero di ospiti, velocizzare questo credo sia anche, diciamo, un bene. L'importante è che tutti vengano sottoposti prima almeno allo screening e poi individuati, diciamo, gli eventuali contagiati. Certo. Prego, sì, finisca. No, era questo che volevo dire. Poi infatti quando lei ha parlato ha chiesto come faremo poi ad essere, diciamo, ad avere ancora contatti con i nostri familiari all'interno delle case di riposo. Questo davvero è una cosa che stringe il cuore a tutti, ma che devono essere messe in piedi delle misure, delle misure che potranno essere appunto magari le mascherine anche non solo la mascherina chirurgica, ma io credo che finita la grande emergenza, anche gli ospiti dovranno pure aver diritto a vedere qualcuno in qualche maniera e con tutte le precauzioni, con tutte le prevenzioni che bisognano mettere, perché anche la visita del parente è da mettere sul tavolo. Assolutamente, fa parte comunque del esatto, vivere, assolutamente. Fa parte della vita. Allora, detto questo, io vi interrompo un attimo, torniamo in pubblicità, poi ci ricolleghiamo con loro, dobbiamo parlare anche della situazione dei lavoratori in generale per quel che riguarda le aziende che hanno riaperto, quindi restate con noi.